una via di passaggio tra il nord e il sud delle Alpi frequentata da guerrieri e pellegrini. Nell'estremo nord-est d'Italia, a pochi chilometri dall'attuale confine con l'Austria, nella regione del Veneto, dove la provincia di Belluno ospita parte delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, sorge il sito di Lagole. Siamo nel comune di Calalzo di Cadore, a valle del centro abitato, su un declivio nei pressi del lago del centro Cadore, destra orografica del fiume Piave. La zona è esposta al sole e protetta dai venti, per questo motivo gode di un ottimo clima rispetto alle vicine località. Presenta una grande biodiversità. Numerose sono infatti le specie presenti. Abeti, larici, pini, faggi, noccioli, ginepri, salici, sorbi e una moltitudine di fiori. La caratteristica fondamentale del sito è costituita dalle numerose sorgenti di acque minerali, comprese in un'area del diametro di un centinaio di metri. Acque minerali che dopo un percorso complesso ed in grande profondità, la cui origine sembra poter essere il Monte Antelao, sgorgano con una portata regolare e ad una temperatura costante di circa 10,6 gradi centigradi. Le acque scorrono a ventaglio in superficie, lasciando un sottile strato di alghe di color rossastro per la presenza di ferro. Si aggiunge poi calcio, magnesio, zolfo ed altri minerali. Esse danno vita ad alcuni laghetti, il cui più famoso è conosciuto come il laghetto delle Tose, cioè delle ragazze. Infatti la leggenda vuole che le fanciulle del paese vi facessero dei bagni che le rendevano molto belle. Concluso il breve percorso in superficie, circa 300 metri, le acque termali scompaiono in cavità e inghiottitoi, senza più apparire in superficie. La loro composizione chimica giustifica il fatto che nella tradizione popolare, confermata anche dai riscontri clinici, le acque di Lagole vengano considerate ricche di proprietà terapeutiche, come bevanda per migliorare l'attività dello stomaco, per via inalatoria per sinusiti e infiammazioni delle prime vie aeree, per bagni e fanghi nelle patologie osteoarticolari e muscolotendinee. La tradizione popolare sostiene inoltre che queste acque curino ferite e alcune malattie della pelle. Lagole deve quindi la sua importanza agli aspetti naturalistici e termali che richiamarono a sé popoli antichi come i Celti, i Romani e i Paleoveneti, che ne fecero un centro religioso. Già a partire dalla fine dell'Ottocento, Lagole aveva restituito alcuni oggetti bronzei di un certo pregio attraverso rinvenimenti occasionali, come la situla con iscrizioni in lingua venetica rinvenuta nel 1914 nei pressi della stazione ferroviaria. In seguito, tra il 1947 ed il 1949, vennero alla luce numerosi manici di simpulum bronzei, con iscrizioni e monete romane di bronzo, rame ed argento. Successivamente sono stati ritrovati alcuni bronzetti con figurazioni animali e di guerrieri, manici di simpulum, lamine, vari manufatti e monete. Nel 1980 fu inaugurato il Museo Archeologico Cadorino a Pieve di Cadore, dove sono esposti preziosi reperti pre-romani e romani rinvenuti a Lagole e in genere nel centro Cadore. Nella totalità si contano circa 1000 oggetti, divisi per tipologia e corredati di utili pannelli esplicativi. Manici di simpula, lamine votive, brocchetta di bronzo, tazze, fibule, elmo, forchettoni, chiodi, tintinnabula, situla, statuine di guerrieri, eccetera. La concentrazione di oggetti votivi trovati a Lagole fa quindi supporre la presenza in loco di un santuario. Il complesso, certamente piuttosto esteso, doveva comprendere le sorgenti, alle cui acque già gli antichi attribuivano virtù sananti. A tutt'oggi risulta difficile stabilire con esattezza le caratteristiche della divinità adorata nel santuario, nota con l'appellativo di Trumusiate.
Su Lagole aleggia infine la leggenda delle Anguane, comunemente ad altre zone dell'area alpina, magari con nomi leggermente variati. Divinità acquatiche, magre ed altissime, metà umane e metà caprine, con capacità predittive e a volte gelose e cattive. Tanto che la leggenda popolare narra di un eccidio delle ragazze di Calalzo scese a bagnarsi nelle acque di Lagole per il rito di bellezza, per mano proprio delle Anguane. Nulla è cambiato in questo luogo di straordinaria bellezza naturale, valorizzato da recenti interventi di recupero ambientale e di risanamento. Un luogo di pace che stimola anche la nostra spiritualità.